Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video sul nostro canale di Naonia VP. Come potete già evincere dal titolo, con il video di oggi non andremo a parlare dei nostri soliti vecchi argomenti quali per esempio Friuli, la scoperta del Friuli, bensì abbiamo deciso di aprire una nuova serie dedicata alle tematiche di geopolitica, politica, attualità in generale e storia. Quindi, bando alle ciance, cominciamo per l'appunto questa nuova serie con questo nostro nuovo primo video. Con il video di oggi andremo a trattare quello che è un argomento di scottante attualità, vale a dire l'argomento dei vaccini contro il Covid-19. Io direi di cominciare questo mio discorso innanzitutto con l'analizzare una cartina mondiale che ci mostra quali sono i vari vaccini e in quali paesi sono stati adottati tali vaccini. Guardando questa cartina si può già notare, per esempio, come i vaccini siano distribuiti quasi come dei carri armatini di risico all'interno del nostro planisfero. Possiamo vedere infatti che ciascuna superpotenza porta di per sé una sua variante del vaccino. Possiamo vedere infatti in questa cartina che vi è un vaccino russo, lo Sputnik, vi è un vaccino cinese, poi vi è per esempio un vaccino americano, meglio più vaccini di società americane o perlomeno occidentali. Sempre se guardiamo poi questo planisfero possiamo notare per l'appunto, come già detto, come ciascuna superpotenza porti il suo vaccino, la sua variante del vaccino contro il Covid-19 e si può notare inoltre come ciascun paese scelga il vaccino in base ai suoi legami politici, militari o economici che può avere con uno di questi paesi. Adesso io direi di fare un paio di focus in due aree del mondo. La prima area su cui direi di concentrarsi è l'area asiatica dove possiamo ben vedere che il vaccino cinese è quello che la fa da padrone. Sempre il vaccino cinese poi è molto distribuito anche in Africa, prendendo quasi la totalità del continente africano per quanto concerne la sua distribuzione. Il secondo punto poi del planisfero che voglio portarvi all'attenzione è invece quello del cosiddetto Occidente, o meglio come lo chiamano anche altri, l'impero americano, in altre parole, vale a dire tutti quei paesi che militarmente sono legati agli Stati Uniti d'America. Notiamo infatti come suddetti paesi abbiano scelto per l'appunto come vaccino un vaccino che è quello dell'AstraZeneca oppure quello della Pfizer, vaccini sviluppati per l'appunto da compagnie occidentali. Notiamo tra l'altro anche la diversificazione, la trinità addirittura si può dire degli occidenti in un certo senso. Notiamo un occidente diviso in tre. Notiamo infatti che tali vaccini sono distribuiti nell'occidente americano, sono distribuiti nell'occidente europeo e anche nel cosiddetto occidente asiatico, vale a dire due paesi in particolare che sono estremamente utili per la politica estera americana per quanto riguarda l'arginamento della possibile ascesa della Cina nell'Oceano Pacifico e nel Mare Cinese. Tali due paesi non sono altro che la Corea del Sud e il Giappone. Adesso poi io direi di concentrarci in particolar modo sull'analizzare quella che è l'area nostrana, vale a dire l'Europa. Noi in Europa sappiamo bene che ci sono state una serie di problematiche riguardanti il vaccino. Si è notato infatti che all'interno dell'Europa vi è stata una diversificazione per quanto concerne i piani vaccinali di due zone in particolare del continente europeo. Tali zone che vanno portate assolutamente in analisi sono da una parte il Regno Unito e dall'altra parte invece l'Unione Europea. Da una parte abbiamo il Regno Unito, un paese appena uscito di recente dall'Unione Europea, diventato sovrano, autonomo nel gestire quella che è la sua campagna vaccinale e i suoi rifornimenti di vaccini. Un paese in poche parole che ha fatto la sua parte nei confronti dei suoi cittadini per quanto riguarda per l'appunto la distribuzione del vaccino. Da parte opposta invece abbiamo l'Unione Europea che non è, come ben sappiamo, uno Stato, è solamente un'organizzazione sovranazionale di Stati europei. Questa che cosa ha fatto? Questa ha delegato
la gestione del vaccino alla sua commissione. Noi sappiamo che l'Europa poi, o meglio l'Unione Europea, ha un suo Parlamento europeo e questo Parlamento elegge successivamente poi una Commissione Europea. La presidente tra l'altro di tale commissione è Ursula von der Leyen oggigiorno, la quale in questi ultimi mesi si è dedicata a prendere contatti e contratti con le varie case farmaceutiche, quali per esempio già citate Pfizer, AstraZeneca e via dicendo. Adesso però ci sono alcuni punti assolutamente critici in tutta questa faccenda. L'Europa, o meglio l'Unione Europea, ribadisco, ha un problema strutturale, come già detto, non è uno Stato. Ciò che cosa comporta di per sé? Ciò comporta il fatto che non ha lo stesso potere che può avere invece uno Stato per l'appunto unificato, unico, uno Stato per l'appunto, una nazione, quando prende dei contratti con delle appunto società private. Per esempio, per citare altre realtà, che gli Stati Uniti hanno anche loro preso degli accordi sempre con l'azienda, per esempio AstraZeneca, eppure sono riusciti a risolverla molto prima la faccenda, mentre l'Europa si è praticamente arenata su una serie di capilli burocratici che hanno rallentato fondamentalmente quella che è la macchina europea e hanno rallentato quindi di conseguenza quello che era il piano europeo per la distribuzione del vaccino contro il Covid-19. Ora, qual è il motivo fondamentale poi per cui di per sé all'Europa manca questa forza? Come già detto e ribadirò sempre, l'Europa non è uno Stato. Se non è uno Stato di per sé, che cos'è che gli manca? All'Europa gli mancano una serie di fattori fondamentali che deve avere uno Stato per l'appunto per poter fare un cosiddetto gioco forza quando prende decisioni importanti come queste. All'Europa mancano una serie di caratteristiche che ha uno Stato. All'Europa innanzitutto manca una politica comune, soprattutto in campo estero. L'Europa non ha una sua politica estera comune e ciò è una pecca non da poco per il suo avvenire e per la sua sopravvivenza. L'Europa poi non ha un esercito, l'Europa non ha un suo esercito e anche questa è una pecca non da poco. Uno Stato per l'appunto deve anche avere il fattore militare che si voglia o no, se vuole per l'appunto poter anche dimostrare la sua forza oltre che in campo economico, e l'Europa questo non ce l'ha. Ovvio, adesso potremmo fare tanti dibattiti sul fatto che essa possa averlo o meno. Fatto sta che questo è uno dei fattori fondamentali per cui l'Europa non è ancora ad oggi uno Stato e soprattutto l'Europa, almeno quella di oggi, l'Unione Europea, non funziona come dovrebbe funzionare, o perlomeno in realtà non è che non funzioni come debba funzionare, semplicemente è un'unione che è stata fatta ancora a metà, non è stata ancora completata, ha avuto una serie di momenti morti durante la sua unificazione, durante il suo processo di estensione, e di per sé però non è ancora riuscita ad arrivare al compimento della sua unità. Quindi allora questa in poche parole è la situazione. Sul perché non arrivino i vaccini all'interno dell'Europa è perché di per sé l'Europa, come è stata anche definita da molti, è il regno delle burocrazie. C'è stata anche una burocrazia lenta, pachidermica, pesante, che ha rallentato per l'appunto una serie di processi che in altre parti sarebbero stati fatti molto più rapidamente. L'Europa non ha dei punti su cui giocare di forza, come per esempio può essere invece gli Stati Uniti d'America. Poi un altro punto ancora fondamentale da notare: l'Europa, non avendo di per sé questi punti forza che invece hanno per l'appunto gli altri stati, o meglio che hanno gli stati, di per sé con l'Europa diventa quindi molto più semplice giocare anche di per sé all'inganno, all'imbroglio e giocare comunque d'astuzia nei suoi confronti da parte per l'appunto di queste aziende. Si è visto per esempio infatti recentemente che alcune dosi del vaccino di AstraZeneca, che dovevano essere prodotte, consegnate e somministrate qui in Unione Europea, erano state invece prese, impacchettate e spedite in Australia.
Tutto questo ovviamente si ricollega sempre al concetto appena sviluppato. Ripeto, l'Europa non ha la possibilità di giocare anche di forza, cosa che gli altri possono fare. Dunque, arrivati a questo punto, ovviamente potremo anche aprire una serie di dibattiti, considerazioni e commenti anche sul come si debba sviluppare in futuro quella che oggi è l'Unione Europea. È forse più sensato per ogni singolo paese staccarsi da questa Unione, abbandonarla, dividere nuovamente l'Europa, lasciare tutto quanto nuovamente diviso? Oppure è più sensato riunificare più che si può il continente europeo? Ha più senso ricominciare a concepire l'Europa come semplice forum, potremmo quasi dirlo, per i vari stati membri, semplicemente per una consulta amichevole fra di loro, anche se poi all'interno di esso ciascuno poi porta avanti solo ed esclusivamente i propri interessi? Oppure sarebbe più giusto ricominciare a pensare a quella che è un'Europa unita ed unificata? Il punto però, se si comincia a pensare ad un'Europa unita, è proprio quella che si è percorsa finora la strada da percorrere, oppure è un'altra quella che è da fare? È proprio il concetto di Unione Europea che conosciamo oggi quello corretto, oppure magari è un altro? La storia ci insegna che ci sono tanti modi per unificare dei territori, delle nazioni, dei popoli. Uno in particolare è il più efficiente, ma non lo nomino qui, ve lo lascio alla vostra immaginazione. Detto questo, allora, direi che il video, volendo, si potrebbe anche concludere qui, anche perché ovviamente voglio restare all'interno di certi tempi tecnici che ci sono per YouTube e non tediarvi troppo, magari per chi non conosce e non è proprio estremamente appassionato di queste questioni. Però ci tenevo per l'appunto a cominciare questa serie, a portare questo come primo video pilota per cominciare a parlare di questi argomenti su questo canale e quindi anche cominciare ad ampliare per l'appunto anche quello che è un po' un giro di conoscenze e magari portare a chi non conosce ancora queste questioni già le prime nozioni basi in merito a quello che è il mondo che ci circonda. Quindi, detto questo, chiudiamo il video e ci si vedrà con il prossimo, con nuovi argomenti, nuove tematiche da affrontare. Magari potremo anche cominciarlo ripartendo magari dagli ultimi argomenti aperti a fine di questo video. Grazie per la visione, ci si vede alla prossima.